Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, in the daylight, when the sun is shining. In the late night, in the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, plain sight. Terza e ultima tappa del Giro del Friuli, la Casut Cimolais, che quest'anno raggiunge la 30ª edizione, una delle classiche della categoria juniores. 116 km con 4 Gran Premi della montagna, una tappa per corridori veri, e oggi si decide il Giro del Friuli. Dopo un primo circuito a Casut da ripetere 2 volte, i corridori imboccheranno la via verso la montagna e saliranno nella pedemontana pordenonese. Ripercorreranno lo strappo di Budoia fatto nella prima tappa, solo che rifaranno la discesa, e dopodiché per una quindicina di chilometri avranno questa serie di mangia e bevi senza grosse asperità, ma che con le fatiche dei giorni scorsi sulle gambe potrebbero far male a più di qualche corridore. Arrivati qui a Montereale si proseguirà in direzione Maniago e poi Meduno, con destinazione Navarons, Gran Premio della montagna di terza categoria. Dopo il Gran Premio della montagna di Navarons, la strada continua a salire. Si passerà il paesino di Poffabro e poi per un paio di chilometri addirittura Spiana. Dopodiché comincia Forcella Palabarzana. Nella terza tappa si farà dal versante opposto rispetto alla precedente. Da questa parte la salita è molto più pedalabile, pendenza media del 5%. Nella parte finale ci sono anche alcuni tornanti che permettono di rifiatare. Siamo però all'ultima tappa del Giro del Friuli e le energie ormai cominciano a scarseggiare. Arrivati qui in località Andreis finisce la discesa molto tecnica e molto veloce, asfalto non dei migliori, potrebbe fare molta differenza anche la discesa. Ora si prosegue verso Barcis, prima del centro del paese, piccola deviazione sulla sinistra e si affronterà lo strappo di Forcella Dint, un'ottima rampa di lancio per chi vuole arrivare da solo al traguardo.
Cimolais, qui finisce il Giro del Friuli. Da Barcis sono 15 km arrivare qui al traguardo. La statale della Valcellina è una strada ampia, con molti mangia e bevi, a tratti falsopiani in salita, a tratti falsopiani in discesa. Però attenzione, è una vallata, potrebbe soffiare vento e il vento potrebbe essere fondamentale. Se si è da soli e si ha vento a favore, si arriverà qui a Cimolais in un battibaleno. Ma se si è da soli con vento contrario, potrebbero essere i 15 km più lunghi del Giro del Friuli.